Tragico incidente sulla Triestina a Porto Gruaro, nello scontro perdono la vita marito e moglie, 72 e 68 anni di Concordia, grave un anziano ricoverato a Mestre. Furto Marconi in casa di una nota promessa del ciclismo, ladri in fuga con le medaglie raccolte in anni di gara, la mamma restituiteci quel pezzetto della nostra vita. Carabinieri sulle tracce di due sedicenti esattori che a novembre scorso avevano rubato denaro e monili in casa di un'anziana dopo averle anche cambiato il contratto di energia. Coppia di ladri traditi dalla tecnologia individuati da internet grazie alla tenacia del proprietario del telefonino rubato, ad incastrarli i selfie conservati in rete. Nuova moschea a Mestre, in via Camarcello intervengono i residenti che si dicono d'accordo ma solo in presenza dei controlli a garanzia dell'incolumità. Coldiretti presenta ai candidati veneti il manifesto che raccoglie 5 proposte a costo zero per i primi 100 giorni di governo, a tutti l'impegno con firma. Calciatore dello Spinea salta l'incontro di campionato per andare a donare il midollo e salvare la vita ad un'italiana. Sono fortunato, ho fatto solo il mio dovere, dice. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque lo avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca con la tragedia che si è consumata questa mattina lungo la Triestina Porto Gruaro, scontro frontale tra due auto, a perdere la vita una coppia di anziani del luogo. I dettagli. Non è bello assolutamente da vedere, perché poi soprattutto se si viene anche a sapere che sono persone che noi conosciamo, persone del posto, quindi ci si stringe il cuore. Ivana Enzo lavora nel ristorante che si trova lungo la Triestina, a pochissimi metri dal luogo della tragedia. Erano circa le 10 quando un terribile boato ha attirato l'attenzione dei clienti presenti nel locale, subito usciti in strada per vedere cosa era accaduto. Sono usciti, mi hanno subito chiamato fuori perché hanno sentito il botto, era successo proprio in quel momento, il tempo di uscire e vedere, quindi si stavano fermando le macchine e la gente stava scendendo per appunto vedere cosa era successo. Una scena terribile si è presentata davanti ai loro occhi, due vetture distrutte, finite ai lati opposti della statale, tutto intorno vetri e pezzi di carrozzeria. Tra le lamiere contorte dei due mezzi 3 persone. In pochi minuti arrivano i vigili del fuoco e il SUEM con un'ambulanza e l'elicottero da Treviso. I pompieri lavorano per estrarre dalle lamiere di una Fiat 600 due anziani, marito e moglie di Concordia Sagittaria. Per la donna, Luisa Vianello, di 68 anni, purtroppo non c'è più nulla da fare. L'uomo, Sante Dazzana, 72 anni, respira ancora, ma nonostante i tentativi dei soccorritori l'anziano muore poco dopo. In gravissime condizioni l'automobilista, 80 anni, di Porto Gruaro, che si trovava al volante di una Mercedes, è trasportato con l'elicottero all'ospedale di Mestre, dove si trova in prognosi riservata. Sul posto anche la polizia locale di Porto Gruaro, che ha immediatamente chiuso la statale per consentire le operazioni di soccorso prima e i rilievi di legge poi. La Triestina è rimasta interdetta al traffico per diverse ore, solo intorno alle 13 è stata riaperta. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, stando ad una prima ricostruzione della polizia locale, ancora da confermare, sembra che la Mercedes, uscendo da un'area laterale della statale 14, si sia scontrata contro la Fiat che da Porto Gruaro viaggiava verso San Donà. Tra le ipotesi avanzate da chi conosce la zona, la possibilità che la visuale dell'automobilista sia stata limitata dagli alberi che costeggiano la strada. Una comunità, quella di Concordia, sotto shock per la morte dei due coniugi, e un'altra, quella di Porto Gruaro, che attende di avere buone notizie dall'ospedale sulle condizioni dell'anziano ferito. Siamo qui che stiamo aspettando di sapere delle sue notizie. Sì, è ferito grave, è stato portato via con l'elisoccorso. Ed ancora a cronaca, furto in casa di un noto ciclista veneto, tra i protagonisti di molte stagioni della Feder Ciclismo. Ladri in fuga con le medaglie d'oro delle sue competizioni, l'intervista con l'appello ai ladri della mamma, commerciante molto conosciuta a Marcon. Sentiamo. Mi hanno portato via tutte le medagliette d'oro del mio figlio, che ha fatto per tanti anni ciclismo, e sono tutti ricordi suoi, e mi è dispiaciuto più di tutto, non per il valore, ma in quanto i ricordi di mio figlio, delle sue fatiche. E ancora scossa e trattiene a stento le lacrime da mamma Cristina. Non si dà pace per le medaglie rubate in oltre 15 anni di attività ciclistica al figlio, Alvise Zanasca, noto ciclista veneto, tra i protagonisti di molte stagioni della Federciclismo. È stato lui ad accorgersi del furto dopo aver trovato le riviste fuori posto, racconta la mamma. Erano nel cassetto assieme alle medaglie, e
e li ha visti sotto il letto, ha detto ma chi mi ha messo le mani nel mio cassetto, e gli ha aperto il cassetto e si è trovato la bella sorpresa. Con le medaglie, rubati, monili e pure 200 euro in contanti, la collezione di monetine da 2 centesimi del figlio ciclista. L'incursione dei ladri, che non esclude, possa essere avvenuta mentre era presente tutta la famiglia, qui in via Borgovecchio, laterale della centrale d'Osturzo a Marcon. Ce ne siamo accorti ieri sera. Restituitici un pezzo della nostra vita, l'umile richiesta di mamma Cristina ai ladri. Ai ladri chiedo se possono restituire qualche medaglietta, in quanto rappresenta non tanto il lato economico, ma il lato affettivo di tutta la mia famiglia. Si erano presentati a casa di un'anziana spacciandosi per procacciatori d'affari per conto di una nota società di energia. Hanno chiesto alla donna di mostrare loro le bollette e, approfittando di un suo momento di distrazione, avevano portato via denaro e monili in oro, ma non solo, perché dopo aver carpito i dati anagrafici della vittima le hanno intestato falsi contratti di cambio fornitore di servizi. I fatti risalgono al novembre del 2007. Dopo le indagini i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dei responsabili, che sono stati denunciati. Ladri incastrati dagli autoscatti archiviati in internet. A loro insaputa ogni salvataggio veniva notificato direttamente al proprietario del telefono rubato. I particolari. Ladri decisamente poco scaltri e molto vanitosi, di nuovo nei guai grazie a un autogol, è proprio il caso di dire. È successo a Mira, dove una coppia di pluripregiudicati usava lo smartphone rubato per caricare i propri autoscatti in internet nella piattaforma di archivio conosciuta come Cloud Nuvola. Ad incastrarli lo stesso derubato che, non rassegnandosi all'idea di essersi fatto sottrarre il telefonino, da settembre scorso continuava incessantemente a seguirne le tracce tramite le notifiche sul motore di ricerca Google. È stato così che la coppia di ladri, 2 ricettatori, sono stati presi e denunciati a piede libero. Si tratta di 2 italiani di 36 e 39 anni. A stanarli i carabinieri di Milano. Ed ora parliamo dell'idea di costruire la nuova moschea in via Camarcello, che non dispiace ai mestrini, purché, dicono, ci siano i dovuti controlli. Non sono affatto contrario, ovviamente è gente che va controllata. Che sia da fare non c'è dubbio, e ovviamente controllata, parlando in italiano piuttosto che in arabo, o comunque con la possibilità di avere il controllo di quello che si fa, soprattutto, non solo di quello che si dice, ma anche di quello che si fa, perché è lì il problema. La maggior parte dei mestrini si dice favorevole alla proposta di erigere una moschea in via Camarcello. Il posto è stato individuato in un complesso di quasi 2000 metri quadrati, poco distante dai nuovi alberghi che stanno sorgendo. Il complesso, che si trasformerà nel nuovo luogo di culto per tutta la comunità dei musulmani residenti in terraferma, è formato da un capannone a 2 piani di 750 metri quadri l'uno e da una palazzina di 500, più lo scoperto. E così dovrebbero finire tutte le polemiche, o almeno quelle legate ad uno spazio in cui i musulmani possano pregare. A patto, dicono i cittadini, che ci siano i dovuti controlli. Non fare niente, assolutamente, perché non trovo che sia... non va bene, no. Basta che sia distante dalle abitazioni e che sia estremamente controllata. Potrebbe avere una valenza questo progetto, purché vada in porto e venga fatto ovviamente a spese esclusive dei fedeli di quella religione. Sarà la CGIL che li controllano, i sindacati. E si è svolto questa mattina presso la sede della Coldiretti a Mestre in via Torino l'incontro organizzato da Coldiretti Venezia, rivolto ai candidati politici coinvolti nei collegi provinciali. È un momento importante perché noi presentiamo effettivamente un manifesto politico di 5 punti messo nero su bianco da noi. Sono delle proposte che vanno a salvaguardare le attività agricole del Veneto e dell'Italia, e chiediamo effettivamente la sottoscrizione, perché ci deve essere un impegno oltre a condividerle, anche portarle avanti in un futuro governo.
Coldiretti Venezia ha organizzato un incontro rivolto ai candidati politici coinvolti nei collegi provinciali per sottoporre il manifesto che raccoglie 5 proposte a costo zero per i primi 100 giorni di governo, chiedendo una firma che vale un impegno sostanziale nella direzione del rafforzamento della sovranità alimentare dell'Italia in Europa e nel mondo, firma arrivata da tutti i presenti. Abbiamo detto sì, in quanto dopo aver naturalmente letto attentamente quelle che sono le proposte Coldiretti, abbiamo preso atto che c'è una sostanziale convergenza e comunanza di programmi con quello che è il nostro programma sull'agricoltura. Voglio che la mia firma venga vista diversa di quella che in questi 20 anni tutti i partiti hanno messo, quindi io ho chiesto un impegno agli imprenditori che erano presenti di controllare quello che viene fatto dopo, perché troppo spesso, io parlo anche da imprenditore, c'è stato detto sì, facciamo le cose e poi nessuno si è mosso. Questi 5 punti che la Coldiretti promuove e che tutti dovremmo firmare sono 5 punti essenziali, fondamentali, non solo per la vita delle aziende agricole ma anche per la qualità della vita di tutti i cittadini. Mangiare sano significa stare bene. Mangiare sano significa avere un'etichetta in cui tu la puoi leggere, la puoi capire e capire da dove arriva il cibo. Sappiamo bene come l'agricoltura, ma anche tutto il mondo dell'agroalimentare è importante per il nostro territorio, per la nazione intera, nel senso che possiamo valerci e anche pregiarci di diversi prodotti che ci identificano, per cui sicuramente la tracciabilità è fondamentale, questo a tutela sia per l'utente finale ma anche proprio per il percorso e dal punto di vista della salute. Poi sicuramente c'è un lavoro importante da fare sulla sburocratizzazione per le nostre aziende. La mia firma c'è, sono venuto qui volentieri sul loro invito, la pongo con convinzione perché credo che il comparto dell'agricoltura e dell'agroalimentare vada seguito, vada portato avanti, vadano modificate quelle che sono le attuali normative che ci ricadono direttamente dall'Europa e credo che gli agricoltori italiani abbiano il diritto di poter produrre e portare avanti le loro eccellenze in un mercato che possa essere più compatibile con quella che è l'esigenza degli agricoltori italiani. Presenti anche i candidati di centrosinistra, Dalla Tor, Ferrazzi, Baretta e Pellicani, che hanno dato la loro adesione. È stato arrestato dalla Polizia di Stato il terzo e ultimo componente di un sodalizio criminale dedito al fenomeno del cash trapping in apparecchiature bancomat nelle province di Venezia, Padova e Treviso. Si tratta di un moldavo di 33 anni arrivato con un aereo dal suo paese a Tessero, dove si è presentato alla Polizia di Frontiera, che ha avvertito i colleghi della Polizia Postale che avevano svolto le indagini nel 2015. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di altri 2 moldavi e sul 33enne pendeva un provvedimento restrittivo emesso dalla magistratura lagunare. L'uomo, assieme ai 2 connazionali, si era impossessato di varie somme di denaro, sottraendole alle vittime attraverso sportelli bancomat o postmat, sui quali avevano precedentemente applicato un dispositivo che impediva l'erogazione delle somme di denaro richieste dal cliente, pur figurando nell'addebito in conto corrente. Anche se le temperature rigide non sono ancora passate, si può già tracciare un bilancio su come sia andata la gestione dell'emergenza inverno per i senza tetto. Sentiamo. L'emergenza inverno quest'anno ha visto impegnate numerosissime persone e risorse per far fronte a un freddo che c'è stato, ma soprattutto al nuovo sistema di accoglienza, un sistema che non prevede più il punto di raccolta in stazione con fenomeni di degrado e di comunque ubriacatura e freddo per le persone che aspettavano, ma un sistema invece di prenotazione del posto dell'accoglienza presso la casa dell'ospitalità con una responsabilizzazione delle persone. Questo ha fatto sì che non ci fossero delle strane commistioni tra balordi e bisognosi, ma che arrivassero effettivamente i veri bisognosi. La nuova gestione dell'emergenza freddo al secondo anno sta dando i suoi frutti. Non solo una coperta e un pasto caldo, ma un progetto che coinvolge in maniera attiva i bisognosi. Ci ha permesso anche di fare un lavoro con loro di riorientamento sociale e per alcuni anche di riorientamento lavorativo. Alcuni hanno intrapreso un percorso di inclusione lavorativa, di tirocinio, e quindi probabilmente, se dovesse compiersi questo percorso, potranno abbandonare la strada per essere finalmente in qualche modo persone di nuovo compiute. È un sistema impegnativo che vede la nostra amministrazione sperimentare continuamente cose nuove rispetto al passato, nell'ottica di non più dare solo assistenza ma anche dare integrazione e inclusione sociale.
I numeri sono in linea con quelli dello scorso anno e la speranza è che altrettante persone si tolgano dalla strada per dare una svolta alla loro vita. Alcune persone saranno impiegate nel servizio di recupero delle eccedenze alimentari dagli alberghi, dai ristoranti del luogo per sfamare gli ospiti della casa dell'ospitalità. Quindi c'è un lavoro doppio di inclusione lavorativa con aziende del territorio, ma anche impiegandoli nelle attività nella casa dell'ospitalità. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari e siamo ora a un gesto di solidarietà di cui già si parla in tutta Italia, gesto che vede protagonista un difensore dello Spinea Calcio. Lui è Fabio, l'abbiamo intervistato appena poche ore fa, sentiamolo. Ho avuto questa fortuna, questa opportunità di donare il midollo osseo. L'ho fatto essenzialmente per un dovere mio, per una mia volontà di fare questo gesto. Fabio Caramelle, 26 anni, calciatore nello Spinea per passione. Domenica scorsa ha preferito saltare la partita di campionato per donare il suo midollo osseo e salvare la vita ad una donna in gravissime condizioni, gesto per il quale è stato ribattezzato come il calciatore eroe della solidarietà, ma lui ironizza così. Da calciatore non ci sono mai riuscito perché evidentemente sono scarso, dopo gli altri mi inquadrano, mi stanno giudicando come un eroe, io non mi ritengo tale, anche perché sì, ho dato la mia disponibilità, ma dopo sei seguito da un'equipe, da professionisti, quindi io ho dato la mia disponibilità e sono andato a fare questa donazione. Operaio a Marcon nell'azienda di famiglia e donatore di sangue da quando ha raggiunto la maggiore età, il suo amore incondizionato per gli altri gli ha pure fatto fondare un'associazione a sostegno dei disabili. La nostra associazione si chiama Uguale, col simbolo del diverso, per far capire subito in che ambito operiamo. Noi operiamo nell'ambito della beneficenza, sosteniamo associazioni che operano con ragazzi disabili, facciamo eventi, manifestazioni per raccogliere fondi e aiutare queste realtà. Sorride con gli occhi e con le labbra da cui traspare la sua grande forza propulsiva per la vita. Lo dicono le probabilità, un caso su 100.000, io ho avuto la fortuna di trovare questo mio gemello midollare. Speriamo che la donazione vada a buon fine. Fidanzato, figlio unico, in tasca una laurea in economia. Da difensore il suo obiettivo è uno solo, andare in rete. Anche perché quest'anno devo ancora riuscire a fare gol, almeno ho fatto questo gol importantissimo. Si rinnova l'appuntamento mestrino con la pittura che l'anno scorso ha registrato numeri davvero importanti. Anche quest'anno torna il premio Mestre di Pittura 2018 promosso dal Comune di Venezia e dal Circolo Veneto, che l'anno scorso ha visto la partecipazione di 220 artisti provenienti da tutta Italia, a dimostrazione di quanto Mestre stia diventando attrattiva dal punto di vista culturale. L'anno scorso è stato un trionfo per il numero di partecipazione, per le qualità delle opere, per entusiasmo della città, e quindi questo premio, che vuole in qualche maniera anche ringraziare la città di Mestre, che è la nostra città, e quindi lo chiamiamo premio Mestre di pittura, che vuole coinvolgere i tanti artisti mestrini che con passione vivono, interpretano e attraverso la pittura mostrano il meglio di loro stessi. La pittura infatti permette di esprimersi al meglio e quest'anno il concorso si articola in 3 sezioni. Per le scuole, dedicato alla fotografia, Acquerelli in libertà nel nuovo chiostro dell'M9 di Via Poerio e la mostra vera e propria che si terrà al Centro Culturale Candiani. Un progetto che vuole la partecipazione di tutti. Bisogna partire da chi fa qualcosa, da chi lavora, dai giovani che stanno studiando e che vogliono occuparsi di questa città. Noi dobbiamo chiedere a loro veramente in tutti i modi di partecipare alla vita comune, partendo proprio anche da questi concorsi, da queste idee che loro possono buttare, che poi devono misurarsi anche le loro con la realtà dei fatti, con la fattibilità delle cose. Ed ora siamo al nostro consueto appuntamento con il meteo, quindi vediamo come sarà il tempo nelle prossime ore. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prosegue il bel tempo soleggiato sul nostro territorio, sarà un'altra bella giornata di sole pressoché ovunque.
Nel dettaglio sul Veneto locali foschie mattutine sulle pianure centrali, ma in rapido dissolvimento. Soleggiato sui restanti settori, con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile ovunque, sarà una bella giornata caratterizzata dal sole sulla nostra regione con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature massime tra 8 e 10 gradi, minime tra -2 e 0 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui bella giornata di sole sulla nostra regione, il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso su tutti i settori, possibili addensamenti e deboli nevicate sui confini alpini esteri. Le temperature massime saranno comprese tra 13 e 14 gradi, minime tra -2 e 2 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da nord. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Siamo quasi in chiusura, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione di cronaca e attualità 20 e 10, in studio con noi Sara Moretto del PD e Giampaolo Vallardi della Lega. E questa era proprio l'ultima notizia, grazie davvero per averci seguito e buona serata.